Noi lo sappiamo che ieri quel perizoma che abbiamo trovato è suo. Pronto? E la signora Lidia? Sì? Buongiorno signora, com'è andata ieri? Di che cosa? Di che cosa signora? Ieri sera dove siete stata? Ah? Ieri sera, di che parliamo? Com'è andata ieri sera? Non ho capito, scusi, Ieri ma lei chi sera, è? signora Lidia. Ma scusate signora, state a via Vicinale Cerbone voi? Sì. E ieri E sera beh, lei chi è, scusi? sono il titolare di questo locale. Ma quale locale? È il Fallico signora, non siete stata Ah? da noi. È il Fallico, non siete stata da noi ieri sera. Che c'è stato? Signora, non ho capito, c'era una prenotazione a nome vostro, allora credevamo che foste voi questa donna che ha lasciato questo oggetto. Ma quale gesto? Io non ho lasciato niente. Signora, vabbè, può darsi anche che mi sia sbagliato, non vi sto accusando di nulla, per l'amore del Lo cielo. so, ma dovrei sapere quale premiazione. No, ieri sera c'è stata la festa della donna e tutti quanti noi abbiamo festeggiato, insomma io sono l'unico uomo che stava nel locale. Sì? E allora un po' come è successo a Cenerentola, no? Cenerentola, come disse il grande autore Lewis Carroll, lasciò questa scarpina dopo la festa. Oh, ma guardi che io sono anziana. No, signore, che c'è chi non guarda in faccia a nessuno. Il problema è che una cosa era la scarpina e qui una donna ha lasciato un perizoma. Mi dispiace, ma non sono io, guardi, sta sbagliando proprio. Non è vostro questo perizoma? No, non mi dispiace, ha sbagliato proprio il locale. Per amore del cielo, no, il locale è il mio, è il Fallico. Sì, ma dove sta il suo locale? Sta qua, vicino a... che vicino? Dove? A Bagnoli? A Bagnoli. Dove? È proprio qua vicino al Little Cedar, è il Fallico. Ma come nata mai sentito parlare? Signor, ma No. signor, dite la No. verità. Mi dovete dire la verità per quanto vi stimo, ma mica per caso non potete parlare. No, io posso parlare, a me non mi interessa, che tanto, vi dai conti, manderò i miei fratelli se Lo vuoi so. qualcosa di me. Eppure, signora Lidia, vi dico la verità, a me la voce mi pare proprio la vostra. Sì, e guardi che sta sfottendo la gente lei. Ma non mi A prima permettere mai. mattina. Signor, ma perché non vi mettete per insomma voi? Sentite, ma sapete che c'è di nuovo? No, signor, non mi liquidate, io voglio solo un chiarimento, poi non vi chiamo No, più. no, Non no. è vostro, quindi. Non mi interessa né ci sono andata. Però non mi state dicendo di no, quindi vuol Ma dire questo che... nome adesso me lo segno però. Segnatelo. Signor, io invece ho segnato il vostro perché questa è la realtà dei fatti. Io non riesco più a dimenticare la serata di ieri. Da ieri che non dormo. Sì, povero uomo, Io voglio che si è sapere la verità. svendicato. Signor, Ma hai visto proprio a me? lo so, ma la voce è la vostra però, signora Lima. Signora Lima, bene. ma eravate voi con la calza a rete, dite la verità. Ma veramente fate? Signor, ma perché non può Ma essere? per favore mi dici il nome e cognome, che Sì. vi denunzio. Vincenzo Autiero. Audire, Su Killer Ayer. Audire, che era ieri? Killer Ayer, Autiero. Hai sentito che lì stamattina? Sono il Ha sotto cugino. la gente a prima mattina. Sono il cugino di Francesco Goggi. Chi che Non mi invece, interessa. chi che invece va chiamato oggi. Povero uomo, sta facendo i barzellette stamattina, noi Signora da sfottere la gente. Signora Lidia, io ho capito che ieri avevate alzato un po' il gomito e un po' non ha ricordato più niente. Che è la Ecco, verità? perfettamente. A ieri quando Belle Buone è partito Macarena e chi vi manteneva, signora Bella? Sì, sentite, ma fate il favore, non mi sfottete più. No, io non vi chiamo più e me ne vado perché voi mi state fate veramente bene. mi state trattando male. Io comunque educatamente stavo cercando di chiamare.